Pedemontana Veneta, 94 km e mezzo di strada, il 70% già cantierato. Con l'inaugurazione del primo tratto, 7 km tra la A31 e Breganze, si è dato il via alla sua percorribilità e già si è pronti a breve a nuove inaugurazioni. Dopo i primi 10 km aperti ne aprirò un'altra quindicina per fine anno e poi a seguire nel 2020 ci saranno più lotti funzionali. I tempi ormai sono scanditi e le ditte lavorano senza sosta per portare a termine un'opera viaria essenziale per il territorio. Fine lavori lo confermo per il 31 dicembre 2020, tranne ovviamente la Galleria di Malo che arriverà con ritardo, visto e considerato che è stato oggetto di sequestri e di dissequestri. In questo momento il cantiere è in mano all'azienda, l'azienda sta lavorando, ma sono 6 km su 94 km e mezzo. Mentre la Pedemontana Veneta fa la sua strada a tempo record, viene pubblicato il bando per il progetto di viabilità complementare che interesserà i comuni di Cornedo, Vicentino e Brogliano. 2 chilometri di strada, 2 nuove rotonde che insisteranno in poco più di 400 metri di strada tra la zona industriale di Brogliano e l'incrocio con la Priabona. Un'opera destinata a cambiare in meglio la viabilità dei comuni della Valle del Lagno, frutto di un lavoro di squadra di tutti i sindaci della valle. Abbiamo fatto squadra perché l'obiettivo era sentito e l'esigenza era sentita dai cittadini. Era impensabile avere un'imminenza di un'apertura di un casello della Pedemontana senza avere quest'opera complementare che dà sfogo e dà vivibilità ai cittadini della Vallata del Lagno e di Cornedo. Quest'opera va a raccordare il terzo oleotto di Cornedo, che è il passante, quello che ci passa sotto, e quindi va a collegare l'Alta Valle con il raccordo con la Pedemontana, ed era quello che noi sindaci chiedevamo a gran voce. Un'opera dal costo di realizzazione di oltre 6 milioni di euro finanziati da Regione Veneto e Provincia di Vicenza, che una volta realizzata sgraverà la strada provinciale 246, soffocata oggi dal traffico. Il bando per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica e del progetto definitivo ed esecutivo è stato pubblicato sul portale telematico della provincia. Ora si tratta di correre e tagliare i tempi della burocrazia. Siccome i soldi ci sono, dobbiamo solamente far correre le carte, come si suol dire, perché poi alla fine quello è il grande problema. Quindi spero che il 2020 sia un anno sicuramente intenso per quest'opera, ma che possa vedere l'avvio entro la fine dell'anno. Insomma, l'opera potrebbe essere cantierabile in autunno del prossimo anno per essere poi operativa nel 2021.